È di oggi la notizia che insomma, racconta di due ragazzi esclusi da una gita scolastica. Lo prendo dal quotidiano di riferimento, che è l'Unione Sarda. La classe va in gita, due ragazzi lasciati a casa. Perché? Perché questi ragazzi pare abbiano degli atteggiamenti comportamentali che metterebbero a rischio la loro stessa sicurezza, se non quella addirittura di tutta la classe. I genitori ovviamente hanno attaccato un pochino la struttura scolastica, che si difende, dice no, è una questione di sicurezza. I genitori dicono ma allora perché non avete invitato noi, ecco, noi genitori a prendere parte alla gita così da controllare in prima persona, mentre gli insegnanti dicono no, la gita scolastica è inclusiva proprio per quello, non esclusiva. Se chiamiamo i genitori diventa un gioco al massacro da quel punto di vista. Ma questa è una storia che dipende da una fattispecie. L'altra fattispecie che volevo far emergere io è che ho sentito dire da alcuni amici che hanno figli della stessa età di mio figlio, ad esempio, che in prima media una gita scolastica per un alunno può costare anche 700 euro la quota di partecipazione. In terza media arriva a costare dagli 800 ai 1500 euro. Io mi domando e dico, come è possibile che una famiglia, ad esempio, che ha due figli, la classica coppia maschio e femmina, o due maschi e due femmine, possa accontentare entrambi, mandandoli ad una gita scolastica di istruzione, la famosa gita alle quali noi partecipavamo tutti, con o senza genitori, c'erano un sacco di possibilità. Ma un costo così alto non si è mai registrato. Come fa una famiglia ad accontentare il figlio e mandarlo ad una gita? Come si può pretendere che un ragazzo parta in gita sottraendo all'economia familiare un mese di stipendio? Questa è la mia domanda. Se volete commentarla qui di seguito su Instagram, su YouTube, fate pure, fatemi sapere cosa ne pensate. E ricordatevi di mettere un like in questo video e in quegli altri che vorrete seguire. Grazie, ciao!